Buonasera a tutti dallo stadio di Bagnoli di Sopra, Maurizio Sacco. Formazione per il Rovigo: Rossi, Fenzi, Zanca, Campion, Savioli, Paltanin, Zago, Schiesaro, Scaranello, Polichetti e Meneghello. Nell'occhio del Bagnoli. Ce l'ho. Peccato. Procedere da solo sull'out di destra, cerca un pallone al centro che non trova i compagni, però si inserisce Polichetti che entra in area, va al tiro, la giocata riesce comunque a mettere al centro, giro palla ancora del Bagnoli, cerca lo spazio per andare al tiro e buona conclusione, scivolata infruttuosa di Rossi. Palla ancora al Bagnoli, tiro in porta, centrale. Buonissima la copertura di Rossi che recupera la posizione intercettando un pericoloso pallone e lancia in profondità, la palla filtra, si fila dietro Polichetti. Rossi si sistema la palla, parte la rincorsa proprio sulla verticale del pallone, però ora si sistema, parte, va al tiro, deviato ma è gol sulla destra. Pressione sull'estremo difensore e per un attimo questa volta riusciamo ad attaccare la palla con un po' più di cattiveria, palla dentro, miracolo del portiere, Campion! cercano uno spazio i ragazzi del Rovigo perché buona palla su Campion, buon il controllo, cerca un appoggio dietro, palla ancora, chiama palla Zanca, fine primo tempo. Fine primo tempo. Iniziato. Il momento del Bagnoli, si accentra il centrocampista, palla dietro, tiro da lunghissima distanza. Saltato secco Scaranello, messa la palla al centro, buona la parata di Fenzi. Madonna. Bella. Ci facciamo sorprendere. Dove va? Fenzi lascia la porta sguarnita. Ha cercato. Salva il Rovigo. Attenzione ragazzi, siamo messi male. L'uomo libero. Vedo dei cambi pronti anche per il Rovigo. Attenzione, libero, miracolo di Fenzi. Si accentra palla, ottima parata di Fenzi, messa fuori, salgono in pressione dei ragazzi di Rovigo, palla centrale. Esce Zago perde un tempo di gioco, palla buona per Meneghello, va al tiro, mette giù palla, cerca un compagno, 1-2, niente, si gira, buono il dribbling, va al tiro, bellissima l'idea. Nel frattempo vediamo che palla in verticale, buona la palla per Polichetti, questa volta a sinistra, grandissimo intervento. Un minuto. Si accentra, va al tiro e ottimo intervento di Fenzi. Bella Zago, la palla riparte, il Bagnoli si mette per l'ultimo intervento. Ottimo l'intervento difensivo, piccolo, e finisce la partita. Bravi ragazzi. Bravi.